nel presepio di quest'anno abbiamo voluto inserire due elementi, quello religioso e quello storico. L'elemento storico è la villa che si vede sul fondale del presepio, che è la rappresentazione di una villa che negli anni 60 è stata demolita a Taglio di Po, che sarebbe ex villa Ausonia, quindi questo è l'elemento storico del presepe. Invece l'elemento, quello religioso, si trova all'interno di questi archi ed è il pastore anziano con il pastore bambino, che è una storia che ci ha raccontato Don Stefanio e che noi abbiamo voluto inserire nel presepe. In breve, questo bambino povero chiede aiuto al pastore più adulto per portare un dono a Gesù bambino. Arrivano alla grotta, portano in dono questo grande montone e questo montone viene in dono alla Madonna, e il Madonna, per ricevere questo dono, dà il bambino al pastore, quello più povero. Quindi la morale è quella che alla fine i più deboli hanno in dono il regalo, quello più grande, quello più grosso. L'artista Milani, che è il mio maestro di presepe, sì, L'anziano e il giovane. l'anziano e il giovane.